Passi in avanti per il nuovo hospice pediatrico di Padova, centro per la cura di piccoli pazienti terminali. Un'opera tanto voluta che presto potrebbe diventare realtà. Sorgerà in via Gabriele Fallopio, a pochi passi dall'ospedale. 12 i posti letto, 8 in più rispetto a quelli già a disposizione nella struttura già esistente in via Ospedale. Tutto ciò possibile grazie al lavoro delle istituzioni e di alcune realtà del territorio, come la Fondazione La Miglior Vita Possibile, che ha donato il progetto. Questa struttura nasce proprio a misura di bambino, a misura dei piccoli pazienti, comprese la parte più ludica, di cui c'è grande bisogno per i bambini perché fa parte della cura, e anche per ospitare le famiglie di questi piccoli pazienti. Si è partiti lo scorso 14 ottobre, quando il Consiglio Comunale di Padova ha approvato la variante al piano degli interventi. 2 immobili di proprietà pubblica, inizialmente di carattere residenziale, sono passati a una destinazione d'uso legata ai servizi per la collettività. Valore complessivo dell'intervento pari a 9 milioni e mezzo di euro. Quasi 9 milioni finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale, i restanti 500.000 euro dal Fondo Sanitario Regionale. Un finanziamento di 500.000 euro, ovviamente non sufficiente a realizzare totalmente l'opera, ma sicuramente un segnale positivo di attenzione della Regione verso questo grande sogno che, se diventa realtà, può offrire davvero un sollievo significativo a tanti piccoli pazienti che hanno bisogno di questa struttura. Fondi importanti ma non sufficienti per coprire tutte le spese. In corso anche una raccolta fondi per raccogliere ciò che manca per dare il via alla costruzione dell'opera. Pure i cittadini con un loro contributo possono far parte del progetto, anche perché di hospice pediatrici sono pochi in Italia, appena 8 di cui soltanto uno in Veneto. Un piccolo gesto per rendere meno dolorosa la vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il fatto di costruire le condizioni per cui il dramma e le difficoltà delle famiglie che incrociano la malattia dei propri figli possa essere accolto da tutta la comunità, oltre alle risorse che si possono raccogliere, io credo sia un segnale molto importante per far sapere a queste famiglie che non sono da sole e che c'è una comunità che vuole stare al loro fianco anche nel momento peggiore della propria vita, cioè quello in cui hai un figlio ammalato di cui doverti prendere cura.